Bentornati in diretta. Durante le pause pubblicitarie, non so perché, forse me lo fanno apposta, si scatenano un po' i nostri ospiti. Denis Viero, qual era l'argomento, il lavoro e anche a volte l'indirizzo che certe cooperative non sempre danno agli ospiti? Si era parlato di fare lavorare questi ragazzi, di integrarli nel tessuto sociale, però viviamo in un paese burocratizzato dove per far lavorare una persona servono assicurazioni, bisogna metterli in regola e non è facile neanche far lavorare gli italiani a volte. Portavo prima un aneddoto durante la vendemmia. Ci fosse il lavoro poi? Ci fosse il lavoro, ma c'è anche la possibilità in certi periodi stagionali di poter far lavorare, ma è impossibile, devi mettere in regola una persona, pagarla con i voucher e questi che sono immigrati e che hanno una serie di problemi a farli affrontare determinati lavori, credo sia impossibile per dei privati ma anche per delle amministrazioni, non è facile. Poi ricollegandomi E i prefetti soli o non soli, anche c'è un commento? Sì, io li lascerei soli i prefetti perché rappresentano uno Stato criminale, assente, incapace, che si sta vantando ogni giorno di salvare vite umane quando in realtà provoca sciagure, perché questa politica... Questa è la sua opinione, che è molto forte. Questa è una mia opinione ed è forte, sì, perché non è questo il modo di... Cioè, o li andiamo a prendere là, evitiamo che salgano su quelle baracche del mare che poi affondano, ma non possiamo accettare. Non possiamo accettare come persone che questi vengano chiusi dentro a stive e affondino. Lucchettati, esatto. Perché è indegno per un paese civile. Zampieri, posso sentire anche la sua opinione in merito? Io perché, non sono molto d'accordo, mi la vedevo spiace, infatti col volto. collega. Sposo al 100% la tesi del collega De Vigo D'Arzere e le esperienze riportate lo confermano, l'ho detto anche prima, piccoli nuclei di questi ragazzi divisi nei vari comuni non creano assolutamente problemi, anzi danno la possibilità di un arricchimento anche culturale alle popolazioni. Quindi è possibilista? Assolutamente sì, lo vediamo, l'ho sperimentato anch'io, certo che però vedete, io ho un comune di 3.150 abitanti, a marzo io avevo 82 immigrati, allora voglio dire 54 dei quali messi in una frazione Valle San Giorgio che ha 500 abitanti, è chiaro che l'impatto è notevole, c'è una percezione di insicurezza, perché non si conosce chi c'è là dentro, no? È questo che, come dire, sono sti angoli qua che bisogna smussare. E allora, ripeto, se tutti quanti i comuni, non come abbiamo fatto finora, non come hanno fatto, perché io mi chiamo fuori, nel senso che il prefetto di Padova ha mandato varie circolari ai comuni della provincia chiedendo dateci la disponibilità delle vostre strutture, diteci dove possiamo collocarli. E credo che in pochissimi, insomma, abbiano risposto. È chiaro che allora ci vuole un po' di buona volontà. L'accoglienza è un dovere civile, guardate che non possiamo tirarci indietro. Io credo che sia impossibile, cioè adesso dal punto di vista più umano, umanitario, non lo possiamo fare. Pongo, e dopo chiudo, un problema diverso. Sì, perché poi voglio sentire un giovanissimo qua tra noi, come sì, vive ma io, questa cosa. Volevo porre il problema successivo all'immediata accoglienza, cioè una volta che questi qua concludono il percorso come dire, burocratico della richiesta di asilo, se nel caso frequente purtroppo, sì, no, in cui non gli venga riconosciuto, questi escono dal percorso protetto, diciamo adesso, perché sono dentro una comunità, hanno tutte le loro attrezzature, hanno il tempo contingentato, dopodiché escono e possono andare in pasto alla clandestinità. Questo è il problema che io mi pongo, cioè dopo, da qua a 6 mesi, un anno, questi ragazzi qua che fine fanno? È stato chiesto di intervenire su questo punto. Certo, ma c'è un vuoto attualmente. C'è il buco normativo, lo si diceva. Questo ci preoccupa. E qual è la soluzione? Scusate, se non hanno diritto bisogna riportarli, certo, nei loro paesi. Cosa che non avviene perché non gli si dà il diritto di asilo, però gli si dà comunque il permesso di soggiorno alla fine. Cioè, Don Elia Ferro. Nessuno ritorna mai indietro, vi garantisco. Prego, veloci, siamo in chiusura, volevo appunto sentire i giovanissimi. Sì, brevissimamente, credo che va tenuto in conto anche che dei 700, 1000, 2000 persone che arrivano, dopo il 10% rimane e quindi questo è già uno sgonfiare. Tante volte sentiamo parlare di tanti che arrivano, sembra che ci sia l'invasione, poi noi sappiamo che di fatto il 10% rimane, la prima cosa. La seconda osservazione che vorrei fare, poi queste persone non sono isolate. Avranno le cooperative che li seguono, avranno cose, ed è bene che ci siano, ed è bene che siano seguite personalmente o anche collettivamente,
poi si inseriscono in un territorio dove ci sono connazionali. Pakistan è un pochino più difficile, ma però si trova in un territorio, noi abbiamo quanti? 100.000, dicevo, 100.000 stranieri, abbiamo per esempio comunità cattoliche che si ritrovano regolarmente, ne abbiamo 13 solo cattoliche, più di altre confessioni, più musulmani, eccetera. Abbiamo persone che tutte le sante domeniche, tutti i santi giorni di festa, nel Padova e dintorni si ritrovano in 4-5 mila persone, quindi la possibilità di entrare in relazione, di avere una rete di inserimento, io credo che ci sia, vale la pena di conoscerla, vale la pena di valorizzarla, vale la pena di sfruttarla in qualche maniera. Quindi non sono persone mosche bianche. Grazie. Ragazzi, volevo sentire un po' la vostra opinione su questa serata, su questi temi così, diciamo, grandi. Prego, chi è che mi dice la sua? Adesso non fate bim bum bam su chi parla, prego. Allora, per me... Come ti chiami? Davide. Davide, Mi prego, sei presento, sono giovanissimo Davide. Sono e Davide. stai vedendo un bombardamento di immagini molto forti, particolari. Per me bisogna conoscere di più questi ragazzi. E io all'inizio, quando ho visto Usman e Adam, e ho pensato, cioè avevo un po' di timore all'inizio. E dopo averli conosciuti meglio, ho capito che ci si poteva fidare di loro, a tal punto di accompagnarli a casa, andare in giro con loro. Mi sono fidato. E ho visto che erano bravi ragazzi. E Questo vale anche per il tuo amico che vedo che è accanto. Sentiamo anche lui. Ok. Grazie, prego. Sì, secondo me, Presentati. ci sono Joseph, Ciao Joseph. e secondo me è giusto che vengono, cioè che bisogna dargli una possibilità a questi ragazzi, perché non tutti sono cattivi. Ad esempio Adam e Usman secondo me sono delle persone fantastiche. Quando li ho conosciuti, sì, anch'io all'inizio avevo un po' di timore come Davide, però piano piano conoscendoli diciamo che ho imparato una cosa... Ad apprezzarli, sì, esatto, e apprezzarli. hai cambiato idea e opinione. Sì. Grazie ragazzi. Adesso io vorrei andare a sentire un pochino un altro vostro collega, cari sindaci, e cioè la situazione nel Bellunese. Sentiamo l'intervista al sindaco. A Belluno nella gestione dei profughi non abbiamo particolari problemi, nonostante abbiamo una quota sicuramente superiore rispetto alle altre province in rapporto ovviamente alla popolazione, e questo per il fatto che abbiamo cercato sempre con forza di avere uno stretto rapporto di collaborazione con la prefettura e pretendere ovviamente che nei capitolati per l'assegnazione di questi servizi alle cooperative ci fossero una serie di paletti che noi pretendevamo esistessero. Questo ci ha consentito di avere un monitoraggio costante su quello che avviene con i profughi, su cosa fanno i profughi, e ci ha consentito di poter utilizzare anche associazioni di volontariato che con loro interagiscono costantemente, e poi ci ha consentito soprattutto la possibilità di impiegare queste persone a favore della comunità, perché adesso lavorano come volontari per il comune di Belluno, quindi fanno una serie di lavori, a noi puliscono dei parchi, fanno manutenzioni varie, e questo sta consentendo anche, se vogliamo, di aiutarci dal punto di vista dell'integrazione. Questo modello quindi funziona, può funzionare, fino adesso è stato dimostrato così nei fatti, è evidente però che occorre impostare tutto con questi criteri. Per impostare tutto questo ovviamente bisogna cambiare un po' le regole del gioco che attualmente sono in vigore. Il modello di Belluno è stato preso anche dall'ANCI nazionale come riferimento, quindi alcune linee guida adesso sono state prese appunto da Belluno e riproposte su tutto il territorio. Ci sono però delle criticità che non possono essere accettate, e cioè abbiamo detto chiaramente alla prefettura che è impensabile che attualmente continuiamo a gestire come un'emergenza un fenomeno che è strutturato. Un'emergenza è una cosa che avviene una volta e avviene in modo non prevedibile. Un fenomeno strutturato è invece una cosa che succede ogni settimana, e per noi succede ogni settimana. Allora dobbiamo cambiare completamente la modalità, dobbiamo pianificare quello che c'è da fare, e soprattutto abbiamo bisogno di linee guida su alcuni settori come i minori non accompagnati e altre questioni insomma molto complicate da gestire che non sto qui a richiamare, e abbiamo bisogno contestualmente però che lo Stato e la Regione, che è il grande assente in questa situazione, al di là della presenza di Zaia l'altro giorno, che è la prima volta che lo vediamo in 3 anni,
ci sia da parte dello Stato e della Regione un segnale verso i comuni che ti faccia capire che finalmente ci sono anche loro e che anche loro cercano di arginare questo fenomeno, perché noi stiamo facendo l'impossibile, ma anche Stato e Regione devono fermare questo fenomeno. Assessore Rotondi, ma è possibile pianificare? Perché si parla, buona parte delle esperienze questa sera sembrano positive, insomma si può fare, cambierei il titolo con si può fare, ma si riesce a pianificare o rimaniamo solo sulla carta o neanche? Noi italiani siamo bravissimi a fare le cose difficili, il problema sono quelle facili. Quindi io credo che poi alla fine chi vuole riesce a risolvere. Qui certo, se sentiamo, se partiamo dalle opinioni politiche, è chiaro che i risultati sono quelli che sono, non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, il sindaco Bitonci non vuole nessuno, non se ne parla neppure, di organizzarsi non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello, e questo chiaramente non è possibile, perché come ho detto prima bisogna fare un po' tutto, bisogna cercare di ridurre il numero di persone che arrivano, bisogna cercare di rendere inoffensive le persone che delinquono, bisogna cercare di aiutare quelli che invece sono persone per bene, e qui abbiamo per esempio, io non vorrei essere stato troppo cattivo con qualcuno, ma le cooperative che si comportano bene chiaramente, la Caritas, fanno un lavoro eccezionale. Il problema è che ognuno deve fare il suo mestiere. La Caritas faccia la Caritas, che è assolutamente fondamentale, però io pure da assessore alla sicurezza devo fare il mio mestiere, che non è esattamente la stessa cosa. In qualche caso andiamo a conflitto, però credo di essere molto più amico io degli immigrati, perché distingo quelli buoni da quelli cattivi, di tante persone che invece vogliono aiutare tutti gli immigrati, compresi quelli che non si comportano bene. Cioè, se voi parlate, il mio ufficio a Vicenza sta a Via Milano, che è conosciuta per essere la zona più, diciamo, più inquinata, tra virgolette, di Vicenza. E io sto lì in mezzo a loro, parlo con queste persone e riesco anche ad andare un pochino oltre, perché i neri purtroppo a noi li vediamo brutti, c'è poco da fare, ci fanno paura. Poi alti, grossi, scuri, pure di cattivo umore, perché non è che stanno attraversando un buon periodo. È facile equivocare, è facile. Poi quando uno ci parla capisce che quello è solo o è una corazza oppure che poveretto è sfortunato, insomma. Mi chiedo se però anche loro vivano lo stesso impatto. Ma certo che lo vivono anche loro. Nel senso, certo, se no finiamo un po' se lei viene a Vicenza, le faccio parlare con qualcuno e lei rimane a bocca aperta, perché non immagina quello. Forse è proprio quello che dicevamo prima, è la mancanza di cultura. Se uno gli spiega le cose, etichettare, tu dici quello è così, io ho paura, quello è così. Se uno gli spiega le cose, anche quelli più diciamo, quelli più borderline, quelli che capiscono, le fanno pure. C'era una nigeriana che stava sempre seduta su dei gradini di una casa a Vicenza, ma a Via Roma, che sarebbe un centro, cioè è una via assolutamente centrale, e quella stava sempre lì, la proprietaria si arrabbiava perché c'è stato tutto il giorno, ci mangiava, mancava poco che ci facesse pure qualche altra cosa, e questa aveva difficoltà pure a entrare dentro casa perché ogni tanto c'era qualcun altro che l'accompagnava. Quando gli ho spiegato che quei gradini erano di proprietà della signora, non erano gradini pubblici, e che quindi lei, mettendosi lì, dava fastidio a una persona a casa sua, da quel giorno non ci si è messa più. Certo, insomma, un po' funziona così per tutte le persone ben pensanti, giusto? Ma questa è una persona di pochissima cultura, questa sta in Italia dal 98, è stata denunciata più di qualche volta perché chiaramente non potendo lavorare, si vive di espediente, un po' era quello che però si diceva prima. Però, il famoso buco della normativa finisci poi spiegandogli, però sta in ha Italia capito. dal 98, ecco, stiamo parlando, non da quando. Quindi è un altro caso. Ormai è irrecuperabile, assolutamente. Allora io vorrei, in chiusura però, prima c'era un'amica che si era prenotata ore fa, vorrei sentire una tua battuta, datele pure il microfono, ok? E dopo una battuta finale per salutarci, ringraziando tutti voi di essere stati qui questa sera. Prego, cosa volevi dire? Perdonami l'attesa.
tutti, mi chiamo Lucia. Ciao Lucia. E faccio anch'io parte del gruppo AC e ho conosciuto Adriana, è da 4 anni che lavoro con lei e ho conosciuto anche i ragazzi. Io da questa serata penso che abbiamo tutti qualcosa da imparare, anche dopo aver ascoltato quello che hanno detto loro. Ma soprattutto penso che dare opportunità di fare, ad esempio come noi studenti facciamo gli stage per lavorare, che ci sia l'opportunità anche per loro di avere degli stage per integrarsi anche nel mondo del lavoro, perché credo sia giusto, Fondamentale, sia importante. fondamentale. Ok, secondo la tua visione. Io ti ringrazio. E adesso passiamo proprio un flash di chiusura, mi raccomando. Ringraziando Francesco Vezzaro, sindaco di Vigo d'Arzere, una battuta in chiusura. Lasciamoci con... Io parlo ai sindaci. Sindaci, incontriamoci perché il problema può essere risolto, ma può essere risolto soltanto se lavoriamo tutti insieme. Non ci possono essere chiusure, ci possono essere soltanto collaborazioni alle quali siamo abituati in tantissimi altri ambiti. Possiamo farlo purché tutti siamo in grado di partecipare. Grazie. Denis Viero, assessore del Comune di Rovolon, grazie per essere stato qui in nostra compagnia. Come chiudiamo? Concordo col collega, però ricordo che noi siamo stati eletti da una cittadinanza e a questa dobbiamo rispondere, quindi quando la nostra cittadinanza ha delle paure, delle perplessità, è giusto che anche noi abbiamo paure e perplessità e le rivolgiamo verso i nostri superiori che sono i prefetti che è lo Stato. Quindi non dobbiamo caricarci solo noi sindaci o assessori di questo problema. Luciano Zampieri, sindaco di Baone, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. Io ripeto, io penso che si possa fare. L'accoglienza è un dovere civile. Se ci mettiamo insieme e se ogni istituzione fa la sua parte, dallo Stato alla Regione, io credo che si possa fare. Faccio anche un appello ai colleghi sindaci perché insomma rivedano un po' la loro posizione di chiusura e cercano di essere un po' più disponibili. Don Elia Ferro, delegato vescovile pastorale dei migranti, grazie per essere stato qui. Grazie a voi, io sono convinto che se si lavora insieme si riesce a fare delle cose belle, se si guarda un pochino più ampio si relativizzano tanti problemi e penso anche che sì, stiamo tracciando una strada. Stiamo tracciando una strada e non è facile tracciare le strade. Seconda cosa, abbiamo a che fare con delle persone. Abbiamo a che fare con delle persone e sottolineerei abbiamo a che fare con delle persone. Grazie. Maria Rosa Pavanello, presidente ANCI Veneto. Io posso dire che finora i comuni si è cercato, perlomeno negli organismi ANCI, di coinvolgerli. Se oggi, di fronte anche alle ultime tragedie, c'è comunque un maggior senso di responsabilità nel partecipare, ben venga. Posso dire che probabilmente anche la Regione credo che cambierà atteggiamento perché oggi c'è stata un'importante conferenza Stato-Regioni e mi pare che il delegato della Regione Veneto mi ha comunque anche informato e si troverà un modo in cui ci sia anche un ruolo più importante della Regione, come si è detto, per tutti insieme tentare di dare una risposta, tutti insieme però. Grazie per la sua presenza, chiudiamo ringraziando anche Dario Rotondi, assessore alla sicurezza del Comune di Vicenza. Prego. Partendo da quello che ha detto Monsignor Ferro, che sono delle persone, e come tutte le persone devono essere trattate in maniera giusta, equa, e quindi se sono bravi, bravi, se sono cattivi, cattivi. Ci vuole coraggio, bisogna guardare le persone negli occhi e fare quello che è necessario fare, soprattutto nel loro interesse, che non è sempre dire bravi anche se non sono, anzi, questo mai. Non è sempre fare la cosa più facile, è più facile dire di sì che dire di no. Però se il sì che io dico diventa negativo, sono un criminale. Io se devo dire di no perché è giusto dire di no, bisogna dire di no, perché altrimenti i problemi si creano, non si risolvono. Grazie anche a lei per la sua presenza, io ringrazio tutti voi per averci seguito, ringrazio anche il supporto tecnico Marco, Claudio e Nicola in regia, grazie a tutti gli ospiti, i ragazzi, gli amici che ci hanno messo la propria faccia e questa sera erano qui da noi e vi lascio, se la regia me ne dà l'opportunità, con la storia di Ganesh. Restate sempre in nostra compagnia. Grazie, buona serata. Buona serata.
Mi chiamo Ganesh, sono bengalese e sono arrivato in Libia dal 2007, dicembre, e per lavoro ho lavorato come ingegnere civile. Dopo è iniziata la guerra. 1° marzo ho visto tutto hanno chiuso, subito non riesco a scappare, uscire un'altra parte, un altro paese. Dopo ho chiamato un mio amico libico e lui è venuto il giorno dopo, lui ha aiutato me, lui ha consigliato, guarda, se tu resti qui forse morirei. Ha trovato una soluzione, ha trovato una barca e lui mi ha consigliato, se vuoi vai. Non sappiamo in questo momento dove vanno questa barca, però prima ho pensato no, bisogna salvare vita. In questa barca c'erano tante persone, quasi 280 persone africani, e uomini, donne, anche ho visto bambini. Ho pagato 300 euro il viaggio. Quando in mare a sfondare mi penso forse adesso va sotto l'acqua, così mi ho preso paura. 2 giorni dopo, 6 ore, siamo senza benzina. Dopo, quando siamo arrivati vicino a Italia, ha aiutato un poliziotto, allora hanno trainato, siamo arrivati in Italia. Siamo arrivati in Sicilia il 2011, 6 marzo. 6 marzo, dopo siamo stati in un campo, erano tanti rifugiati qui, siamo stati qui 15 giorni. Dopo loro hanno trasferito in Verona. Verona è stato 3 notti, una chiesa. Dopo 3 giorni dopo hanno ancora trasferito in Padova, adesso continuare in Città Solare. E quando sono venuto in Italia prima ho dato una mano a Cooperativa Solidarietà, dopo quando ho cambiato, dopo ho dato una mano a Città Solare. E prima ho lavorato tirocinante 6 mesi, dopo adesso hanno fatto contratto. Quando sono arrivato in Italia quasi 3 mesi dopo ho iniziato la procedura per documenti. Permesso di soggiorno motivo monetari, anche c'è carta d'identità. Quando ero a Verona, anche quando in Sicilia ero, tutte le parti io ho trovato bene. Torno, vado nel mio paese per salutare i miei genitori, i miei fratelli, i miei sorelli. Dopo torno qui. Mi penso stare qui in Italia.